Com'è possibile essere arrivati a questo punto con Veneto Banca? Ce lo può spiegare? Beh, credo che non sia facile spiegare. Diciamo che oggi noi dobbiamo prendere atto di una situazione che è drammaticamente cambiata rispetto a 10 anni fa. Inizia così la prima intervista televisiva di Pierluigi Bolla da presidente di Veneto Banca. Una poltrona scomoda al timone di una barca in tempesta in cui il primo punto fisso è un taglio drastico con il passato. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una banca che sceglie oggi di chiudere con il passato. Un passato che ha portato le azioni da quasi 40 euro a 7,30 euro, un crollo motivato così. Togliamo il miliardo di aumento di capitale che deve essere fatto, togliamo circa 800 milioni di perdite che sono state realizzate al 30 di settembre, togliamo altri 700-800 milioni che sono il rischio che esperti di grande fama nazionale ed internazionale valutano nelle possibilità che la banca riesca con successo a sviluppare il suo piano industriale, si arriva a 7,30 euro. E l'unico rimedio è il passaggio in SPY, la quotazione in borsa, per ridare quella liquidità che operazioni avventate hanno dilapidato. Se noi critichiamo questo passato dobbiamo avere il coraggio anche di accettare la SPA, perché se accettiamo la SPA certe situazioni del passato non ritorneranno più. Amministratori che però non resteranno impuniti. Noi oggi dobbiamo evitare che ci siano delle responsabilità attraverso le quali la banca risponda col proprio patrimonio rispetto a future cause. Quindi stiamo valutando questa situazione con molta attenzione ai fini anche di un'azione di responsabilità da presentare all'Assemblea o da discuterla più avanti. Ecco, non compete a noi condannare fatti e persone, però credo che sia responsabilità nostra difendere il patrimonio della banca. Chiaro il messaggio che Bolla porterà all'Assemblea del 19, nello stesso tendone che ha visto fasti, tensioni ed ora la disperazione degli azionisti di Veneto Banca. Bisogna rimettere in moto la funzionalità della banca, ritornare a fare profitto, mantenere inalterata la sua posizione nel territorio a sostegno di imprese e di famiglie, quindi voltare pagina definitivamente e guardare al futuro con sano ottimismo.